RPL. Va ora in onda Centro Ronchi. Radio Padania Libera, diamo subito la parola a Francesco Nosari. Questa è la trasmissione dedicata al Centro Culturale Roberto Ronchi. Benvenuto Francesco. Grazie Giulio Cesare, grande regista. E un abbraccio in questa bella giornata a tutti i nostri radioascoltatori, i nostri famosi 4 gatti, oltre al gatto Gregorio, che ci ascolta con attenzione. L'argomento non può che essere il convegno di Verona. Una prima considerazione. È licito, è democratico, fra virgolette, attaccare delle persone, un popolo che si riunisce in quel di Verona, in quella bellissima città di Verona, in quella bellissima città che è Verona, per manifestare un proprio modo di vedere, un proprio modo di sentire gli elementi base della vita sociale. Quando poi, se per puro caso dovesse venire attaccato, faccio per dire, un gay pride qualunque, si rischia addirittura la denuncia per omofobia. Siamo veramente alla negazione della libertà di pensiero, alla negazione della libertà di espressione, di là dalle posizioni che si possono avere e si possono assumere al riguardo. Sotto questo aspetto noi come Associazione Ronchi siamo in un ambito di terzietà, non terzietà quantomeno formale. Non abbiamo una lunga tradizione, ricordo che la sigla dei Cattolici Padani, l'associazione che fin dall'inizio ha esordito sulle onde di questa meravigliosa Radio Padania Libera, fin dall'inizio esordito, aveva nella propria denominazione le parole famiglia e società. Ricordiamo che dei problemi della famiglia, dei problemi sociali inerenti dei problemi inerenti al soggetto sociale famiglia abbiamo trattato a lungo, ne abbiamo parlato a lungo anche e soprattutto in relazione spesso critica con le posizioni delle strutture della Chiesa. Noi di questo convegno non abbiamo avuto la documentazione, non siamo neanche stati invitati, quindi siamo in una posizione così come tutti voi. Abbiamo visto dall'esterno, abbiamo letto, abbiamo sentito, ci siamo informati, ci siamo documentati per quanto possibile e esprimiamo una nostra posizione. La prima è: non puoi negare a nessuno una posizione che è una posizione che è altamente importante, decisiva nella vita di una società, possa essere discutibile o contrastabile, ma non oppugnabile nel senso di pugna, di guerra, come è avvenuto da parte della sinistra ed altri. Quando si parla di barbari, bisognerebbe sapere
di che cosa si parla. Quando mi si viene a dire che ci sono stereotipi, vorrei sapere quelli dall'altra parte se non sono stereotipi ideologici. Quando non si parla di falsità bisognerebbe capire la falsità in relazione a che cosa, soprattutto in relazione ai dati. Il calo della demografia, il calo dei matrimoni, il calo l'aumento delle rotture familiari, i problemi all'interno delle famiglie che sempre più frequentemente si sfasciano, o delle unioni che più frequentemente si sfasciano, il problema dei figli, delle decisioni che vengono prese da assistenti sociali spesso e volentieri non adeguati, anzi molto spesso non adeguati e all'altezza delle situazioni. Questi sono problemi oggettivi, i dati sono questi, non sono dati falsi. Il falso sarà di chi queste cose le nega. Il fatto che la famiglia sia ai sensi della Costituzione, l'utilizzo dell'articolo 3 è veramente ideologico, è veramente stravolgente. Ai sensi dell'articolo 3 dell'articolo 29 della Costituzione, la famiglia, secondo quell'articolo, è una società naturale fondata sul matrimonio, con tutti i problemi che questa dizione può dare, ma la famiglia, l'unica famiglia per la Costituzione è quella. Dopodiché di tutto il resto si deve discutere. La posizione della Chiesa, il Cardinal Parolin aveva detto nella sostanza del convegno: noi siamo d'accordo, non siamo d'accordo sulle modalità. Io sono a questo punto pienamente d'accordo con quello che ha fatto rilevare Matteo, lo riconosco, sono di parte, lo sono da 30 anni, perché Matteo è un amico da 30 anni, sono stato con lui anche quando non si poteva, quindi prendete in parte sotto questo profilo quello che vi dico. Cerco di essere obiettivo, però Matteo è Matteo. Però è giusto quello che ha detto Matteo. Anche il Papa ha riconosciuto che nell'essenza, in quello che si dice al convegno di Verona, è quello che costituisce la dottrina, il pensiero della Chiesa. Io la giro un attimino. Se sei d'accordo, più che altro lo dico alla CEI, se siete d'accordo sulla sostanza, ma non siete d'accordo sulle modalità, ditemi quali sono le modalità diverse, perché se sono quelle che avete assunto negli ultimi 50 anni a questa parte, sono leggermente fallimentari. Forse c'è da cambiare qualcosa, cioè diteci quali sarebbero, però ovviamente in cambiamento, in divergenza con quello che avete fatto in questi ultimi 50 anni, perché appoggiando palesemente o meno il pensiero cossidetto moderno, o meglio il pensiero marxista, in qualche modo il linguaggio marxista più che altro, non il pensiero marxista, è sbagliato, avete consentito una serie di provvedimenti che vanno dalle DAT, alle disposizioni per il fine vita, alle pratiche di, seppure attraverso la giurisprudenza creativa, alle pratiche di affitto dell'utero per avere figli, alle adozioni o i figli per coppie omosessuali, cioè coppie che non ne possono avere materialmente, fisicamente, anche questa è una realtà, mi sembra incontrovertibile, alla diminuzione dei matrimoni, al fatto che le coppie si spaccano con sempre maggiore quantità, in sempre maggior numero. Ora, quindi per carità, se siete d'accordo nella sostanza, diteci anche perché la modalità che hanno adottato gli organizzatori del convegno di Verona è sbagliata, e diteci qual è la vostra. Dall'altra parte mi piacerebbe a questo punto, anzi sarebbe forse doveroso sotto un profilo morale, sentire che cosa le stesse autorità, il Cardinal Parolin piuttosto che la CEI, dicono adesso delle contromanifestazioni che si sono svolte nelle varie città. A Verona stessa
dove non erano fatti in 100.000 manifestanti, ma secondo la questura 10.000, che se non sbaglio è 10 volte meno. Anche questa sembra sia una realtà, almeno matematica. E dall'altro lato a Roma, da dove si è parlato di Medioevo. Ora, visto che ne è parlato, non è che io pretenda che lo sappiano i nostri 4 gatti, oltre ovviamente all'informatissimo gatto Gregorio, ma quando si parla di Medioevo bisogna sapere di cosa si parla. Ora non credo, ho qualche dubbio che l'altro vice premier Di Maio sappia chi sono ad esempio Jacques Le Goff piuttosto che Ernst Bloch, piuttosto che Frédéric Blondel, perché che sono gli studiosi si sono occupati del Medioevo e l'hanno illustrato nei suoi aspetti, che sono da un lato più oscuri, dall'altro più luminosi, perché ricordiamoci che il Medioevo è stata un'epoca anche luminosa che ha consentito il Rinascimento. Ecco, non credo che lo sappia. Quando si introducono, si parla di qualcosa, replico, occorre sapere di cosa si parla. A questo non credo. Francesco, abbiamo una chiamata per te la passo. Sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Salve, complimenti per... No, figuriamoci. Io penso che questo tema qui di Verona è importantissimo, è proprio epocale, perché io mi interesso molto in tennis e esco con una ragazza che fa la maestra che finalmente adesso sta diventando di ruolo, ma dei parenti orribili, egoisti, vedovi, ma ricchissimi, hanno ville, palazzi. Anch'io ho dei parenti che hanno, però pochissimi titoli, questa gente ha fatto figli, addirittura proibiva a questa ragazza di avere un fidanzato perché quello era troppo povero, l'altro era troppo operaio, insomma deve essere uno ricco. Ma questa gente qui, se fosse così tutta la Mitteleuropa sarebbe condannata da qui alla sepoltura storica. Dobbiamo cambiare anche queste persone, non importa se uno è proletario, borghese, basta secondo me che sia mitteleuropeo, che creda nei lavori e nelle idee mitteleuropee, di fare questo grande spazio mitteleuropeo. Poi se operaio, tornitore, se no i figli, è chiaro, secondo me il problema non è solo l'immigrazione, è proprio questa mentalità orribile. Questa gente ricca ma non vuole assolutamente, condanna le figlie alla sterilità, ma proprio perché hanno queste idee. Secondo me il tema di Verona forse deve puntare anche su questo problema antropologico, è gravissimo secondo me. No, è un'ulteriore osservazione che accetto con interesse, perché in effetti questa che vorrebbe essere diritti fra virgolette per tutti, finisce poi per essere una scelta di natura puramente economica. Adesso ne parliamo. In effetti ricordo che quello che non ricordo di famiglia, sia mio zio von Schöpf a Vienna, sia il professor Popper, suo collega di docenza magistero a Vienna, amici, tanto che poi fu aiutato dalla famiglia Popper a scappare, andare in Nuova Zelanda. Erano innamorati di entrambi, insomma, una ragazza, Josefine, la quale alla fine poi scelse il professor Popper. Ma Francesco, ti fermo solo un minuto perché abbiamo 2 chiamate per te. Pronto? Ah, sì? Buongiorno signor Francesco, chiamo da Bolzano, Buongiorno. Sergio. Buongiorno. Senta, io vorrei ritornare nel Medioevo, perché nel Medioevo, se non sbaglio, sono nati i più grandi artisti, i più grandi scienziati che hanno segnato la nostra civiltà attuale. Mi risulta che in questo momento c'era un ex ministro della cultura, la Fedeli, che dichiarava di avere una laurea e aveva a malapena nelle elementari. Avevamo un ministro, il signor Di Pietro, che non era nemmeno capace di mettere in riga una frase. Abbiamo il ministro attuale, il vice ministro attuale Di Maio, che non conosce nemmeno la geografia. Pertanto
Io vorrei ritornare nel Medioevo, la ringrazio, viva la Lega. No, è vero, il Medioevo è un'epoca che per parlarne bisogna anche conoscerla, sapere che cosa ha rappresentato. L'altra chiamata, Francesco. Pronto? Pronto, Francesco. Beppe Casale, ciao. Ciao, dimmi. Allora, torno al discorso che avevi avviato la trasmissione. Dunque, ho sentito il convegno Verona e tutto quanto. Allora, mio modesto giudizio, Allora, oggi purtroppo questa società stiamo pagando uno scotto terribile, che una volta le unioni, mettiamolo i matrimoni, quello che c'era, erano imposti all'80% o prefissati dalla famiglia. Dopo la famiglia non diciamo che si è disgregata, si è alleggerita, le unioni, un matrimonio, chiamiamolo come vogliamo, l'hanno preso tutti un po' per gioco, senza pensare al dopo, cosa potrebbe succedere, una assenza di responsabilità. Detto questo, normalmente io dico andare contro tutto e tutti non si può, perché tutto sommato, se vogliamo, la legge 194 ha distrutto le mammane, ha distrutto chi faceva gli aborti a pagamento e vari dicendo, e tanti ci raschiavano le penne. Poi è diventato come un anticoncezionale. Dopo l'anticoncezionale, che sono venuti gli anticoncezionali, vedi che piano piano scendono, ma l'anticoncezionale con la pillola anche del giorno dopo, via dicendo. Ma questo è nato tutto, sai, secondo me, perché nell'educazione da piccoli, come purtroppo non succedeva una volta e non succede oggi, che li hanno distrutti a scuola, il discorso è questo: non c'è stata una sana educazione della vita e sessuale, a dire ai giovani: guardate che quando sarete grandi, guardate l'esempio dei vostri genitori, guardate l'esempio dei nonni, pensate al vostro futuro, bilanciate la vostra vita. Ma questo è l'essenza, perché è inutile che mettiamo assieme tutto, che poi viene un riso e fagioli che non si capisce più niente. Su questo hai ragione. Io, per quanto riguarda la libertà, ciao, arrivederci. Per quanto riguarda la libertà della scelta del partner o del coniuge, io sono per il modello mitteleuropeo. Ripeto, la Josefine era una bravissima studentessa, veniva dal popolo, umile studentessa molto intelligente ed era ambita da 2 docenti universitari sostanzialmente. Quindi sono per questa apertura totale, va premiata la trasparenza, l'essenza della persona e la libertà nella scelta rispetto a quelli che erano le combinazioni di tipo medievale. Fatta questa premessa un po' che è stata così vivacizzata dagli interventi dei nostri radioascoltatori, veniamo poi al nucleo del convegno. Mi sembra che il congresso di Verona si sia focalizzato su alcuni aspetti che in effetti forse non c'entrano esattamente il problema. E su questo possiamo esprimere liberamente la nostra critica. Su questo è intervenuto giustamente Matteo, ripeto, sono di parte, è un amico, però è una persona che specialmente ultimamente sta molto attento anche all'aspetto tecnico, all'aspetto di diritto giuridico delle questioni. L'ho visto nella questione del pullman con la puttanata dello Ius Soli tirato fuori quando non dice niente, ma ha distinto esattamente il caso dell'incendio del pullman da parte del razzista senegalese dal fatto singolo dei bambini che sono dimostrati più svegli di tanti altri e che hanno chiamato le forze dell'ordine, e con atteggiamento gordiano ha tagliato il nodo di Gordio, che poteva diventare complesso e complicato, ed ha distinto le due cose risolvendo il problema. E anche dietro
è una sua decisione, ma dietro ci sta anche una riflessione di tipo giuridico. La stessa cosa ha fatto ieri a Verona, ha detto il diritto di famiglia va riformato, perché in effetti se si parla dalla riforma degli anni 70, si arriva ad oggi, quella riforma degli anni 70 definita allora opera di un legislatore ignorante, ha scritto sui commentari, su tutti i commentari, ne parlavano tutti. Oggi è un'opera di altissimo livello giuridico rispetto alla produzione giuridica che viene effettuata oggi, e questo è sicuramente un grande problema. Non si può avere una legislazione altamente ignorante, quando non addirittura sgrammaticata, che regga la vita di una società, la vita di uno Stato. Ora, quell'insieme di norme che hanno riguardato le persone e la famiglia vanno riviste e vanno rimesse, riattualizzate. Che cosa è avvenuto? Che oggi la famiglia, che è prodotto, che è società naturale, ci si chiede in che cosa consista, se esista. Questo è quello che è avvenuto di fatto con 50 anni o 60 anni di legislazione folle, 50 anni di legislazione folle, però oggi è così. Quello che viene toccato è il matrimonio, tanto che si dice a questo punto patti prematrimoniali, addirittura io direi, se secondo questa logica, patti pre-unione, pre-convivenza, patti pre-maternità o paternità, perché a questo punto tutto diventa patto, cioè tutto viene portato alla contrattualistica. Bene, quello che è da rivedere, da rimettere insieme è il matrimonio. In quale senso? Nel senso che oggi il matrimonio, diciamola in termini molto piatti, non conviene. Non conviene perché le famiglie che hanno 2 o 3 figli sono famiglie che sono penalizzate rispetto a chi trova altre strade o altre scappatoie. Rischiano di andare incontro alla povertà avendo figli. Sono svantaggiate sotto il profilo fiscale, sono svantaggiate sotto tanti e tutti gli altri profili. Quindi non conviene. Nel momento in cui il matrimonio era, guardiamo come riferimento, per capire al passato, era un luogo sicuro, naturale approdo dell'amore di un uomo e di una donna per avere dei figli, perché anche le adozioni hanno quella finalità, fare famiglia sostanzialmente, guardiamo anche a questo aspetto. Bene, era il sicuro approdo perché? Perché era tutelato. Faccio un esempio che per carità è un'analogia che viaggia un po' a bazzica di naso, però per far capire, un tempo era un po' come mettere una divisa, diciamo. E nel momento in cui tu metti una divisa, la metti se c'è un'organizzazione, se ci sono nel reggimento ci sono altri militari, se si fanno si compiono determinate azioni volte a un determinato fine. Nel momento in cui tutto viene spaccato, viene reso impalpabile, è chiaro che il mettersi una divisa, a parte l'ovvia considerazione, ma chi me lo fa fare, rischia di diventare una carnevalata. Come una carnevalata sono le manifestazioni del Gay Pride, cioè rischia di diventare un qualcosa di illogico. Quindi ecco, è il matrimonio che ha perso oggi la sua funzione. Cercare di ricostruire il matrimonio secondo i modelli passati, per carità ci si può anche provare, perché i cocci si possono reincollare, però è un progetto ed è un'operazione tutt'altro che semplice. Quando oggi un uomo o una donna pensano che nel momento in cui si sposano può capitare che la casa, i beni che hanno acquisito e conquistato col proprio lavoro, in particolare la casa, possano domani finire in mano al coniuge separato, il quale poi ci mette anche l'amante, solo perché hanno avuto l'improvvida idea di avere un figlio, perché questo è il quadro che balena. Queste sono considerazioni che
svuotano al fondo il matrimonio, perché diventa che cosa? Diventa in sé per sé soltanto un contratto, viene svuotato di tutto quell'aspetto di gratuità e di responsabilità e di reciprocità che lo caratterizza. Chiaro che un istituto giuridico che ha alla base gratuità, responsabilità e reciprocità è un istituto in sé fragile, quindi va protetto. D'altra parte è anche la base attraverso la quale sono formate le diverse comunità e attraverso di esse le società e lo stesso Stato. Quindi nel momento in cui non si costruisce un qualcosa o ricostruisce un qualcosa, chiamiamolo matrimonio sotto diverse forme, però che abbia questa solidità, che sia appetibile, che sia vantaggioso per chi fa una scelta di questo tipo, è difficile oggi andare da qualche altra parte. È giusto quello che è stato affermato al corso di Verona, è il futuro guardare in avanti guardare in avanti rispetto ai disastri che sono stati voluti dal pensiero marxista, che ha dominato almeno in questi ultimi 50 anni la vita, in particolare quella culturale italiana. Ma è anche vero che occorre abbozzare e cominciare a pensare a soluzioni concrete, giustamente. Francesco, siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Ti ringrazio. Giustamente Matteo ha detto dovremo andare a toccare il diritto di famiglia e delle persone. Ecco, e quello lo faremo attraverso la virtuosa collaborazione fra la politica che quella di Matteo, insomma, io la sposo, ma l'ho sempre sposata 34 anni fa quando ho cominciato con la Lega, è sempre rimasto questo, noi non abbiamo mai derogato dai nostri obiettivi, li abbiamo semmai aggiornati, e la tecnica, perché è chiaro che ci vuole una profonda conoscenza del diritto, occorre avere una profonda conoscenza degli istituti, delle situazioni, della sociologia stessa anche del diritto. E di una teoria, avere in mano una teoria della politica che sia una teoria confacente al dato di fatto. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, spero di avervi detto con libertà, come sempre. Questa radio è libera prima di tutto, come ha detto Matteo, di avervi espresso il mio pensiero a nome dell'associazione Zone Ronchi. Viva la Lega, viva il Lombardo Veneto, viva l'Europa dei popoli. Ancora una volta un abbraccio, bravo Matteo. Avete ascoltato Centro Ronchi.